Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi siamo a Gallio, che domani ci sarà la Marathon dell'Altopiano. Io farò il Classic, gara a cui sono molto affezionato perché l'ho fatta 2 volte e ho fatto 2 super risultati, un quarto posto e un terzo posto di categoria. E adesso è sabato, quindi facciamo un po' di pre-gara, un po' di scarico, un'oretta, e andiamo a provare l'ultimo chilometro, che voglio studiarmelo bene di nuovo, anche se l'ho provata 2 volte. Però dai, adesso vediamo un po' com'è anche il terreno, perché mi hanno detto che ha un po' piovuto in questi giorni, però credo che col secco che c'era in teoria dovrebbe essere asciuttissimo. Siamo entrati nell'ultimo chilometro, si vede che è un po' piovuto perché ci sono delle pocce di acqua, però il terreno sembra tenere molto bene. Questo è l'ultimo strappetto proprio prima di iniziare a scendere verso Gallio con l'ultima discesetta. Eccoci qua, siamo ai trampolini. Questo è l'ultimo pezzo sterrato della gara, come avete visto dal video della prova percorso, e se non l'avete visto malissimo andate a vederlo. Là. E questo è l'arrivo. Provato l'ultimo chilometro, adesso siamo passati di nuovo per il centro di Gallio. Stefano è andato su per le melette a provare la prima salita, da cui prenderà l'ultima discesa, così se la prova, che non l'ha mai vista, e così mi fa sapere anche come sono le condizioni del fondo, insomma del terreno, che secondo me potrebbe essere un po' umido. L'ultima discesa così all'ombra forse potrebbe essere ancora un po' bagnata, sì. Comunque si sta da Dio, cioè ho la pelle d'oca nelle gambe, fa freddo quasi, e niente, dai, quanti gradi ci sono? Ci sono 21 gradi, 20 adesso, 21. È una roba incredibile, si sta da Dio. Qualche nuvoletta, però non dovrebbe piovere. Sto andando verso Foggia. La strada che porta a Foggia è perfetta per fare il lavoro che devo fare oggi, perché è tutta all'andata tendente a scendere e al ritorno sale un po', però sono tutti su e giù dolci, perfetti per fare qualche aperta e quando tiriamo su qualche dente per far girare le gambe. Che a proposito di gambe, stanno bene, sembra, ciao, stanno bene, sono leggere, le sento, e niente, dai, quindi speriamo che possa andare bene domani. Come dicevo prima, è una gara che per me è più importante di qualsiasi altra praticamente, perché è andata bene fin da subito. Si è sempre fatta in settembre, da quando l'ho fatta io, insomma, e quest'anno invece è a giugno. Avevo paura del caldo, ma visto che è l'1 del pomeriggio, ci sono 20 gradi, credo che domani, partendo alle 8:45, sarà quasi freddo, ma meglio, perché anche se ci sono 15 gradi, insomma, non dovrebbero esserci problemi, essendo un percorso non molto veloce, quindi poca aria e molto molto tosto fisicamente. Nel frattempo ormai ci siamo a Foggia, guardate che bello, e che bella anche lei. Ragazzi, siamo a Gallio di nuovo e adesso ho finito, vado in camper, mangio un po' e mi riposo, produco un po' con i video adesso.
faccio un momento di tranquillità, ecco, oggi pomeriggio. Ecco raga, abbiamo mangiato, adesso mi metto qui per terra col tappetino, faccio un po' di stretching perché ne ho bisogno e dopo spero di riuscire a chiudere gli occhi anche mezz'oretta, perché domani la partenza è presto e quindi non si dormiranno tante ore, però dai, facciamo il possibile. Adesso stanno arrivando un po' di nuvole qui, ma non dovrebbe piovere, quindi problemi zero. Riposato, fatto stretching, mangiato, adesso sono le 9:30, quindi è ora di andare verso. Il cielo è ancora bello chiaro e niente dai, sono abbastanza stanco, però sto bene, quindi speriamo in bene. E adesso vado a letto, ci vediamo domani mattina nel riscaldamento, colazione, così solito insomma, quindi buonanotte, a domani. Raga, buongiorno, è domenica, è stata una notte un po' particolare perché non sono riuscito a dormire molto, avendo fatto il turno di sera tutta la settimana avevo preso un po' l'orario di andare a letto tardi e fatto colazione, adesso vado a prendere il numero e poi facciamo riscaldamento. Che giornata! Io no, ma lei è pronta. Adesso mi cambio e vado verso l'area team. Oggi ho il numero 5 del Classic che parte dal 1000, per cui si parte anche davanti. Raga, mi avvio in zona area team, lascio giù le mie cose, faccio il riscaldamento e ci vediamo dopo in gara, dopo gara più che dopo in gara. E purtroppo, come dicevo prima, questa settimana ho fatto i pomeriggi, per cui ho preso il ritmo di andare a letto tardi e stanotte non ho dormito bene. Speriamo che questa cosa non influisca troppo, dai. Intanto prendiamo quello che viene, anche perché non è che abbiamo tante alternative. One Fiat, un minuto, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Full gas! Signori, siamo in gara con la Classic. Butta! Anche te che è la top 10 qua. Adesso ti chiedo aprire tutto qua. Non importa, vai. 3 km neanche hai salita, vai. Dai! Con la GoPro ha aiutato il comitato organizzatore a fissare le immagini, quindi si è fatto il giro e quelle bellissime immagini che potevano essere viste nel sito e che hanno fatto sì che, sai, qualcuno ha detto wow che belle queste immagini, hanno detto vengono qui a Gaglio, sono per merito di Giacomo Campello, quindi anche lui doppiamente complimenti, poi si è arrivato anche nel top 10 mi sembra, quindi alla faccia stai andando alla grande, quindi complimenti. Sappiamo anche del lancio della tua nuova moda dello stivaletto Tom Campiello e poi quindi ci ne parlerai insieme alla tua brand manager alias la mamma, e quindi il Giacomo Campiello team. Grazie, bravo. È arrivato il 1006 Luca. Raga, è finita, sono contentissimo, è andata veramente bene, ho recuperato bene, sono andato sempre in spinta, sono contento, tranne un momento che mi sono arrivati i crampi, ma sono riuscito a mandarli via. E niente dai, ho vinto under, prima vittoria, quindi bene, e secondo elite e 11° assoluto a meno di 10 minuti dal primo assoluto, quindi tanta roba, sono contento. Adesso ho le premiazioni e domani come al solito vi racconto meglio.
tanto ci vediamo. Proviamo con il podio. Terzo classificato per il team tedesco, Luca Formenti. Wow, nessuno che vuole essere premiato in questa categoria. Mountain Bike Club Gaerne con il secondo classificato, Luca Agostinetto. Sì, che lui c'è. Luca! Vince la categoria Under 23 per il Team Bike ed è anche colui che ha girato il bellissimo video promo della gara. È anche un influencer con i nuovi stivaletti shoes della Tom ed è Giacomo Campiello. Giacomo Campiello, l'influencer della mountain bike. Raga, buongiorno, lunedì dopo la marathon dell'altopiano e c'è poco da dire, sono felicissimo di questo risultato. Finalmente la prima cosa che ho detto ai miei amici e a chi era lì dopo il traguardo è: ci voleva proprio in questo momento in cui mi stavo stancando delle gare, in cui arrivavano solo bastonate. Questo è stato proprio l'aiuto giusto al momento giusto. Ho fatto la prima vittoria, non avevo mai vinto e pensavo che dopo la categoria junior vincere fosse quasi impossibile, e invece per fortuna ogni tanto lasciano qualcosa anche a noi. E no dai, scherzi a parte, gara bellissima, durissima, temperature perfette. Io l'avevo provata 2 volte e in più anche gli anni scorsi avevo provato il percorso marathon, quindi la sapevo a memoria. Ho fatto la prima salita senza mai strappare, senza esagerare, sono sempre andato su molto regolare, e quando sono arrivato in cima ho detto ok, oggi gira come deve girare. Ho cominciato la discesa, arrivato a Campomulo, ho fatto il cambio borraccia, il primo, e appena ho schiacciato il pulsantino del cambio del deragliatore e non ha cambiato, ho abbassato la testa e lampeggiava di giallo il cambio e non capivo perché la batteria era carica e praticamente si era dissociato il cambio dal comando. Secondo me c'era qualche interferenza lì nella zona, perché mi era già capitato proprio lì. Comunque poco male, avrò perso in totale 1 minuto. Riparto a 200 battiti per lo spavento, riparto, rientro sul gruppo, sto lì un po' e dopo ho accelerato e è andata bene. Sono arrivato primo under 23 e l'ultimo under l'ho raggiunto in cima all'ultima salita e sono riuscito a staccarlo in discesa. Dopo so che mi sembra che abbia avuto un problema tecnico anche in discesa, per cui ecco. Però primo under, secondo open e 11° assoluto, a 8 minuti e mezzo / 9 dal primo assoluto, quindi tanta roba in una gran fondo così. Sono molto contento, era proprio quello che ci voleva. Purtroppo i video non sono completi durante la gara perché essendo una gran fondo si fa fatica a trovare punti dove registrare, dove si passa più volte, quindi spero che si capisca qualcosa. E niente, mi avete fermato in tantissimi, tanti, mi avete riconosciuto, mi avete salutato, mi avete chiesto la foto, sono contentissimo, mi riempite di gioia e veramente grazie a voi, e siete una figata.
e soprattutto scusate se non riesco a rispondere a tutti in gara, ma quando mi salutate io vedo tutto bianco e quindi è un po' difficile, ecco. Comunque ragazzi, super contento per come è andata, speriamo di avere altre giornate così quest'anno, perché sono le giornate che ti danno motivazione queste. E se il video vi è piaciuto, e spero proprio di sì, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzuoli!